A come archeologia, ovvero indagare l'archeologia e conoscerne tanti aspetti, e questo è il tema del corso di aggiornamento per docenti organizzato dal Parco Archeologico della Valle. Un'iniziativa a detta del direttore del parco, dottor Giuseppe Parello, che viene riproposta anche quest'anno e che ha riscontrato grande interesse e partecipazione da parte del corpo docente agrigentino. Un'iniziativa che si ripete di anno in anno e ogni anno aggiunge qualità e interesse che è riscontrato in maniera eccezionale, devo dire, da parte dei docenti che hanno modo di acquisire ulteriori informazioni sui temi cari al parco. In questo caso, diciamo, non poteva essere più esplicito il tema, quindi alle radici dell'archeologia verranno illustrati sia da un punto di vista storico, l'evoluzione anche dell'approccio e delle metodologie, come anche le nuove prassi di divulgazione e di metodologia di ricerca scientifica, quindi un modo per essere aggiornati su quello che il parco sta facendo e sui riferimenti che il parco ha nella sua azione di ricerca e divulgazione. Ieri al Palacongressi il primo dei 7 appuntamenti in calendario con l'archeologa Elena Santagati dell'Università di Messina. Sono momenti di grande importanza perché ci aiutano a capire il nostro passato, a riscoprire la nostra identità ed è importante che questi corsi vengano indirizzati ai docenti delle scuole di primo grado e di secondo grado, perché soltanto tutti insieme, in sinergia, possiamo aiutare i nostri ragazzi, i nostri bambini, il nostro futuro a riscoprire questa nostra identità, questo grande patrimonio culturale e valorizzarlo e rivalutarlo. Il corso è stato seguito da un numero importante di docenti che hanno risposto all'invito delle colleghe archeologhe del parco e del direttore del parco archeologico. Questa sera abbiamo avuto più di 100 docenti, di 100 colleghi, che devo dire sono rimasti affascinati da questo mondo poco conosciuto, cioè dei primi passi di eruditi, di aristocratici che si sono mossi all'interno della loro stessa terra alla riscoperta di quanto già in parte era evidente. Se pensiamo al Duca Serra di Falco, a Gabriele Iudica, quanto hanno fatto per i loro territori. Gabriele Iudica ha sperperato un patrimonio per scoprire le bellezze, il teatro, il Buleterion di Acre e al contempo devo dire che la Sicilia non solo ha attirato l'interesse dei siciliani, appunto parlavo di Serra di Falco, di Iudica, ma anche di quegli aristocratici che dalla Germania giungevano qui in Sicilia nell'ambito del Grand Tour e che sono stati anche importanti e fondamentali nella storia degli studi.